Buone notizie per il comune di Roana, arrivano 200.000 euro per la viabilità. Era un finanziamento che il comune di Roana inseguiva da parecchio tempo. Per ottenerlo, 2 anni fa, aveva stipulato anche un apposito protocollo d'intesa con la regione. Oggi la seconda commissione consiliare di Palazzo Ferrofini ha dato il via libera allo stanziamento. 200.000 euro per la messa in sicurezza della viabilità di Roana, recuperati tra i fondi non utilizzati da altri centri veneti. Marciapiedi nuovi, guardrail, riasfaltature di strade dissestate nelle varie frazioni del paese. Interventi urgenti, impossibili da affrontare con le sole risorse dell'amministrazione comunale. 50.000 euro, la somma che resta da coprire alle casse municipali per sistemare i punti neri di una rete viaria che la neve e il ghiaccio durante l'inverno mettono a dura prova. Soddisfatto il sindaco Valentino Frigo, che contava molto su questo aiuto. Plaude la notizia il consigliere regionale della Lega Nord Nicola Finco. Questi 200.000 euro, sottolinea, sono una boccata d'ossigeno per Roana e più in generale un segnale d'attenzione per tutte le piccole realtà in quota. Bassano domenica